Riccardo Ruffo del River Plate al termine della sconfitta per 6-1 su dei propri compagni contro il Peperino. Avete iniziato male il girone d'andata contro di loro, non iniziate bene quello di ritorno, una partita che va visto raramente in gara, l'approccio comunque ha influito molto. Eh sì, purtroppo non abbiamo avuto un giusto approccio e contro queste squadre tecnicamente più bravi di noi, se non hai un impatto importante poi rischi comunque di non rimanere più in partita. Quindi abbiamo sicuramente sbagliato a entrare poco concentrati, poi una volta che vai sotto queste squadre che sono molto forti, soprattutto nel possesso palla, che ti fanno correre tanto, ti stancano, diventa veramente difficile anche recuperare, diciamo anche se sprechi energie e poi comunque poi paghi in fase difensiva. Al secondo tempo poi abbiamo avuto un altro approccio, però ormai la partita era proprio compromessa e quindi purtroppo dobbiamo pensare alla prossima. E siete una squadra storica della Serie A2 di Roma Nord, eravate a soli 3 punti dal Peperino, però questa sconfitta vi stacca comunque dalla zona playoff. Dopo tanti anni che fate questo girone, cosa vi manca per aspirare a quella comunque ribalta playoff che è sempre mancata nelle ultime stagioni? Comunque da quando partecipate siete Beh, noi primi abbiamo della... cominciato questa lega della Serie B e poi da quando siamo in A2 diciamo, con l'obiettivo di mantenere sempre la categoria. Quest'anno abbiamo cambiato molto, sono dei molti ragazzi giovani che ci stanno dando una grande mano, però abbiamo ancora bisogno di tempo sicuramente per trovare un po' quell'amalgama che serve quando ci sono tanti ragazzi nuovi. Sapevamo che era un anno difficile appunto per questo, perché insomma ci sono molti elementi nuovi e stiamo cercando di creare un buon gruppo. E purtroppo questi sono gli scotti da pagare per quando uno cerca un po' di rinnovare. Però ora ce la metteremo tutta, diciamo, l'obiettivo nostro è quello più che altro di mantenere la categoria e poi magari l'anno prossimo con questi ragazzi che man mano ci daranno una mano di insomma, cercare di fare qualcosa di più. Complimenti in bocca al lupo a Riccardo Ruffo. Grazie a voi.